Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Catania, la procura apre un'inchiesta sulla chiusura improvvisa dei centri Visodent. Il reato ipotizzato è truffa, la rabbia dei pazienti rimasti senza cure e con prestiti aperti, centinaia gli esposti. Sentenza che scoraggia le denunce. L'assoluzione del professore accusato di molestie sessuali da 7 studentesse finisce in Parlamento. La senatrice Daphne Musolino annuncia un'interrogazione e chiede l'invio di ispettori. Si traveste da fantasma per non essere riconosciuto mentre getta i rifiuti per strada a Monreale, ma il furbetto è stato identificato e multato. Catania, dopo i danni alle auto e il pizzo imposto sulle strisce blu, in Corso Sicilia arrivano le prime risposte, maggiori controlli e nuovi parcometri. Diritto alla salute negato, CGIL e PD in piazza a Palermo per chiedere cure migliori e più accessibili. Si è insediato il nuovo prefetto di Catania, Pietro Signoriello, innamorato della Sicilia. Calcio, stangata sul Messina. Il Tribunale Federale Nazionale infligge al club giallo-rosso 14 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione. Partiamo dal caso dei centri dentistici Visodent chiusi da un giorno all'altro, centinaia di pazienti rimasti senza cure e con prestiti aperti. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Il servizio. La prima volta 9.004 più o meno, la seconda volta altre 4.800 euro, altro finanziamento. Spariti nel nulla, lasciando centinaia di persone con cure non terminate, filiali chiuse da un giorno all'altro a Catania, Palermo, Messina, Trapani, Modica, insomma in tutta la Sicilia, in centinaia i truffati. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sul caso Visodent dopo le denunce che ipotizzano il reato di truffa, presentate da più cittadini e da associazioni dei consumatori. Negli esposti molti hanno segnalato di avere pagato per impianti e interventi dentali che non sono stati mai eseguiti. Tanti altri hanno addirittura trovato le cliniche chiuse nonostante avessero già pagato per l'intervento di uno specialista Visodent. Una volta recatemi in sede mi rendevo conto che la stessa era chiusa da giorni, che quindi ero stata truffata, ritrovandomi a dover pagare un finanziamento senza aver mai ottenuto la prestazione desiderata. Protesi provvisorie e finanziamento da estinguere. Il fascicolo è stato aperto dal procuratore aggiunto Fabio Scavone. Sommersi di segnalazioni, Codici Sicilia e Federconsumatori, mentre il Codacons ha depositato un esposto alla Procura di Palermo, avviando una class action per ottenere la sospensione dei pagamenti e il recupero delle somme versate. Ha suscitato indignazione la sentenza del Tribunale di Catania che ha assolto con motivazioni abbastanza discutibili un docente universitario dall'accusa di violenze sessuali su 7 studentesse. La senatrice di Italia Viva Daphne Musolino ha annunciato un'interrogazione parlamentare e ha chiesto l'invio di ispettori. Ascoltiamola. La sentenza del Tribunale di Catania di ieri sulle denunce di 7 studentesse contro il professore, il docente di medicina per molestie sessuali e atti di violenza sessuale, che hanno trovato sostanzialmente conferma quanto alla esistenza dei fatti e che poi invece hanno portato all'assoluzione dell'imputato perché non si sarebbe raggiunta la prova della mancanza del consenso, dimostrano che evidentemente c'è da fare un percorso importante e urgente sulla formazione dei magistrati. Per questo motivo presenterò oggi stesso interrogazione al Ministro e chiederò l'invio di ispettori, perché davvero sentenze come queste non soltanto ci indignano, ma rischiano di vanificare tutti gli sforzi che stiamo facendo in Parlamento per modificare, per migliorare e sensibilizzare anche la legislazione in questa materia, perché davvero le vittime a questo punto potrebbero sentirsi abbandonate a se stesse e quindi non avere più assolutamente neanche il coraggio di denunciare i fatti di cui vengono fatti oggetto. Ricordiamo che per questa vicenda il docente, oggi un pensionato di 67 anni, fu licenziato dall'università e che la procura, al termine di un processo durato diversi anni, aveva chiesto la condanna a 8 anni ed è pronta a impugnare il verdetto. A Monreale si traveste da fantasma per gettare i rifiuti senza farsi riconoscere, ma lo stratagemma non ha funzionato. Marco Gullà.
Sui social è già stato soprannominato il fantasma dell'immondizia. Monreale lo vedete in questo video mentre un uomo coperto da un lenzuolo getta rifiuti in modo illegale senza rispettare i turni della differenziata. Il trasgressore è stato identificato dalla polizia municipale grazie ai sistemi di videosorveglianza che hanno permesso di seguirlo sin da quando ha conferito illegalmente rifiuti fino al suo arrivo a casa. Il fantasma così è stato identificato e multato. Continuiamo a riscontrare atti di inciviltà inaccettabili, ha dichiarato l'assessore del comune monrealese Giulio Mannino. Nonostante i nostri sforzi per mantenere pulita la città ed educare alla corretta gestione dei rifiuti, c'è ancora chi ignora le regole, danneggiando l'ambiente e la nostra comunità. Il comune di Monreale promette quindi battaglia sui rifiuti, sperando di non doversi affidare ai Ghostbusters per dare la caccia ai trasgressori. E a proposito di inciviltà, ieri mattina al pronto soccorso del Policlinico di Messina è apparsa questa scena, un motorino elettrico sotto carica nella sala d'attesa dei parenti. Francesco Triolo. Gli operatori quasi stentavano a crederci quando l'hanno visto. Un motorino elettrico di quelli che circolano senza obbligo di targa e casco, posteggiato all'interno del pronto soccorso del Policlinico Universitario di Messina, nella sala d'attesa riservata ai parenti e per di più con il cavo attaccato alla presa elettrica per effettuare la carica della batteria. Subito è scattata la segnalazione ed è stata chiesta l'identificazione del proprietario del mezzo, per il quale l'azienda Policlinico sta provvedendo a presentare un esposto all'autorità giudiziaria. Un gesto che il direttore generale del Policlinico, Giorgio Sant'Onofrio, ha definito con rammarico espressione di un profondo degrado culturale per il quale non si può rimanere silenti, un segno di inciviltà che non può passare inosservato, un gesto che denota la totale mancanza di cura per un bene pubblico irrispettoso nei confronti delle persone e di tutti gli operatori e gli utenti che accedono in ospedale per un bisogno di salute. Non c'è pace quindi per il pronto soccorso del Policlinico, dove appena qualche settimana fa si è verificata anche un'aggressione ad un'infermiera da parte di una donna che ha preso a colpi di stampella la sanitaria ed un poliziotto intervenuto in difesa. Un detenuto di 43 anni si è suicidato nel carcere Pagliarelli a Palermo, si è tolto la vita impiccandosi mentre si trovava nel reparto riservato protetto per chi ha problemi di tossicodipendenza. Gli agenti hanno tentato di rianimarlo ma i soccorsi sono stati inutili. Il detenuto, che si trovava in carcere per reati legati a spaccio di droga, sarebbe uscito dal carcere fra un anno. Dopo i danni alle auto e il pizzo imposto sulle strisce blu in Corso Sicilia arrivano le prime risposte. Sentiamo Tonino De Mana. Noi vogliamo che qua si appenda una bandiera italiana, ma non come segnale di sovranismo o di altro, ma di rispetto delle regole, di rispetto della nostra civiltà. La consegna del tricolore al presidente di AMTS Salvatore Vittorio da parte di Pietro Ivan Maravigna, portavoce del Comitato Residenti di Corso Sicilia, è un atto simbolico, ma al tempo stesso di grande significato. L'obiettivo è riportare decoro e legalità in un luogo, il parcheggio AMTS di Corso Sicilia a Catania, ostaggio di bande di extracomunitari specializzate a chiedere il pizzo sulle strisce blu, e se non paghi, come abbiamo dimostrato, sono dolori. E mentre si acquisiscono le immagini delle telecamere per risalire ai responsabili del danneggiamento su questo SUV, il sindaco trantino, intervenuto sul posto insieme al comandante della Polizia Municipale Peruca, prende atto della situazione. Qualcosa la dobbiamo fare. Non mi piace, e chi mi conosce lo sa, parlare di questioni anche etniche, però un dato di fatto è che qui abbiamo un parcheggio che questa mattina ha preso essere suddiviso per etnia a secondo del giorno della settimana, e che diventa la causa poi di quello che noi vediamo, che poi sono quelli che compiono questi danneggiamenti per prendersi le monetine e comprarsi la dose. Vigilanza e non solo, come evidenzia Maravigna. In quello custodito ci sono 68 posti, in questo 87 incustodito, quindi vorremmo capire anche i criteri di razionalizzazione della spesa dei soldi pubblici. Il ruolo di AMTS in questa vicenda ovviamente gestisce questo parcheggio perché la proprietà del terreno è del Comune di Catania, a differenza di quello che è in via Luigi Sturzo. L'obiettivo è tenere alla larga i parcheggiatori molestatori e la soluzione potrebbe essere quella di bloccare tutti i sistemi di automazione, collocare un parcometro e quindi diventare questo sito come il parcheggio strisce blu sulle strade. Il resto lo dovranno fare le forze dell'ordine.
Nuovo raid vandalico all'Istituto Montalcini di Borgo Nuovo a Palermo. Con quello della scorsa notte sono 8 le incursioni e le devastazioni nell'istituto comprensivo. A essere preso di mira il plesso Borsellino di Largo Camasse. In gruppo si sono introdotti nella struttura e hanno rovesciato banchi e sedie, sfondato muri e porte e distrutto i bagni e gli armadi. Il plesso era chiuso da qualche anno per problemi di infiltrazione d'acqua che avevano reso inagibile la struttura che veniva utilizzata come mensa per i piccoli. Adesso sono stati rubati anche gli infissi in alluminio e i cavi elettrici. A Santa Flavia, nel Palermitano, un 17enne non si ferma all'alta e investe l'auto dei carabinieri. Era senza patente. Marco Gullà. Non si ferma all'alta dei carabinieri e poi quando viene bloccato contromano accelera e si scontra contro le forze dell'ordine. I carabinieri della stazione di Santa Flavia con i colleghi del radiomobile della compagnia di bagheria hanno arrestato un 17enne bagherese accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo a bordo di uno scooter senza indossare il casco in via Cristoforo Colombo a Santa Flavia non si è fermato all'alta e ha investito un militare dandosi alla fuga. I militari dell'Arma lo hanno intercettato contromano in via Vittorio Emanuele Orlando. Nonostante la presenza dell'auto, il giovane ha accelerato ed è finito contro la vettura. Ha abbandonato lo scooter e ha cercato di fuggire a piedi. Poco dopo è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. Lo scooter è stato sequestrato perché senza assicurazione e senza targa. Il 17enne non aveva conseguito la patente. L'arresto è stato poi convalidato dal GIP che ha disposto per lui il collocamento in comunità. Il sindacato SIM dei carabinieri esprime ferma condanna. Questi eventi si inseriscono in una preoccupante escalation di violenze contro le forze dell'ordine, si legge in una nota. Recentemente a Catania un agente di polizia è stato sfregiato al volto con un taglierino durante un controllo. Arriva il controordine sugli affitti brevi. Il TAR del Lazio ha bocciato la circolare del Viminale che introduceva l'obbligo di accogliere in presenza gli ospiti. Adesso ritornano le key box, le cassettine con le chiavi. Veronica Barbarino. Check-in in presenza o uso della K-Box per gli affitti brevi? Se nel novembre scorso il Ministero dell'Interno, per questione di sicurezza, introduceva l'obbligo di riconoscimento fisico degli ospiti di case vacanza, affittacamere e B&B, vietando così il self-check-in, a ridosso delle vacanze estive tutto torna come prima. Il TAR del Lazio, infatti, boccia la stretta del Viminale, dichiarando che l'identificazione dei visu non risulta di per sé in grado di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Ai locatari quindi la scelta. Noi con il nostro B&B a Ragusa abbiamo scelto sin da subito di adottare la procedura di self-check-in, in quanto risulta molto comoda. Secondo noi, pur non vedendo l'ospite al momento del check-in, si può rimanere in contatto con l'ospite ed essere veramente molto presenti, anche se non fisicamente, durante tutta la permanenza sul territorio. Noi abbiamo scelto di accogliere l'ospite di persona. Subito dopo forniamo un codice di accesso che serve per poter entrare sia al portone che in camera, in modo tale che l'ospite si sente libero di muoversi in totale autonomia. Le generalità degli ospiti verranno sempre e comunque comunicate alle autorità di pubblica sicurezza. Ma il turista cosa preferisce? È comodo avere una scatoletta in cui riporre le chiavi. I with the check-in person. Prendere direttamente le chiavi è più comodo, perché tu comunque non hai bisogno di organizzarti e vederti in quell'ora con quella persona per forza. Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti per il settore extraalberghiero, che ora può nuovamente beneficiare della flessibilità offerta dal check-in fai da te, pur nel rispetto delle normative di sicurezza. Beni per 185.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania a Giovanna Genovese, moglie dell'imprenditore Mario Umberto De Felice, indagata per appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta nell'ambito dell'inchiesta sul corpo di vigilanza La Celere, dichiarata fallita nel 2009 e di cui il marito era il legale rappresentante. Il provvedimento è stato disposto dalla Corte d'Appello. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con altre notizie. Sit-in della CGIL e del PD ieri mattina davanti all'assessorato regionale alla sanità per chiedere cure migliori e più accessibili. Maglio Viola.
Nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA, la Sicilia è tra le ultime regioni d'Italia e non raggiunge la soglia della sufficienza nell'area della prevenzione e in quella distrettuale. Lo si scopre dal monitoraggio del Ministero della Salute attraverso gli indicatori core del nuovo sistema di garanzia per l'anno 2023 che sono stati aggiornati ad aprile del 2025. Dunque la sanità siciliana è in coda al sistema paese. A fronte di ciò in Sicilia c'è una carenza di personale nel sistema sanitario di circa 16.000 unità. Per questo oggi CGIL e PD hanno inscenato un sit-in davanti all'assessorato regionale per chiedere una sanità migliore che rispetti i livelli essenziali di assistenza, che abbatta drasticamente le liste d'attesa, che paghi gli operatori del sistema. Siamo ancora privi di un piano della rete ospedaliera che doveva già essere pronta alla fine dello scorso anno. Non si stanno affrontando le lunghe liste d'attesa, non c'è una risposta rispetto alla difficoltà e alla sofferenza del pronto soccorso, e poi c'è tutto il tema del personale. Di fronte a queste 4 questioni il governo della regione già da un anno ci dice di settimana in settimana che assumerà questo come elemento prioritario, invece purtroppo ad oggi, dopo un anno, nessun tipo di risposta è arrivata. Tutto questo naturalmente non è accettato. Per parte sua la Regione non si tira indietro. L'assessorato della salute, si legge in una nota, sta recuperando le risorse necessarie per colmare un vuoto finanziario ereditato e mantenere così un rapporto stabile e trasparente con tutte le componenti del sistema sanitario regionale. Abbiamo scelto di agire con senso di responsabilità, dice il presidente della Regione Renato Schifani, che sottolinea la scelta di mantenere fede agli impegni presi anche dai suoi predecessori. La sanità siciliana è impegnata nel rafforzamento della propria capacità di diagnosi e cura, conclude il governatore. Si è insediato il nuovo prefetto di Catania, Pietro Signoriello, che si dice pronto ad affrontare le emergenze di una città complicata. Lo ha incontrato Eva Spampinato. Sono romanticamente innamorato della Sicilia e quindi insomma mi innamorerò a poco anche di Catania, ne sono sicuro. Pietro Signoriello guarda con romanticismo alla nuova città che è impegnato a guidare dalla poltrona di prefetto, ma anche con rigore e programmazione, come ha raccontato questa mattina alla stampa riunita nella sede di Via Prefettura a Catania dopo un lungo incontro con la dirigenza della questura. Credo che comunque in qualche modo il prefetto e tutta la prefettura debba in qualche maniera essere una rete di confluenza di tutta una serie di azioni da parte di altre istituzioni, da parte del contesto del terzo settore, da parte di tutto il mondo che in qualche modo interagisce con il contesto sociale della comunità. In una città segnata da contraddizioni profonde, tra bellezze storiche e piaghe sociali incancrenite, l'insediamento del nuovo prefetto rappresenta più di un semplice cambio istituzionale, è una sfida diretta al cuore delle emergenze che stringono Catania in una morsa. Crimine organizzato, degrado urbano, disagio sociale, tensioni migratorie. Oggi c'è stata una grossa operazione in corso Sicilia, ovviamente non possiamo non parlarne, anche perché riguarda davvero i cittadini da vicino. E io questa mattina ho cominciato ad avere i primi momenti di contatto con le forze di polizia. È chiaro che questa fase iniziale per me sarà una fase di grandissimo ascolto per la migliore comprensione delle dinamiche che riguardano il territorio anche da un punto di vista criminale, per poter poi mettere a punto le migliori strategie di prevenzione e contrasto. Signoriello ha invitato cittadini, istituzioni e giornalisti a fare rete e ad essere resilienti. La sfida sarà quella di provare a dare un nuovo volto alla legalità in una delle città più complesse del Mezzogiorno. Street control di ultima generazione a Palermo per scoraggiare la sosta irregolare e le violazioni del codice della strada e per migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione. L'apparecchio scatterà 2 foto in contemporanea, una d'ambiente che mostra l'infrazione, l'altra sul numero di targa. Acquisite le immagini, la multa verrà poi passata al server. Le attività saranno comunque gestite dagli agenti una volta ricevuti i dati. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo al calcio, maxi penalizzazione per il Messina. Il Tribunale Nazionale Federale ha inflitto ben 14 punti di penalizzazione per i mancati pagamenti da scontare nel prossimo campionato. Una stangata attesa, ma probabilmente non con queste proporzioni. 14 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato di competenza. È la sanzione che il Tribunale Federale Nazionale
ha inflitto all'ACR Messina per i mancati pagamenti di stipendi e contributi dello scorso aprile. A questa si aggiungono anche le sanzioni personali, 10 mesi di inibizione ciascuno al presidente Stefano Alaime e all'amministratore Dudu Sissè. Una condanna pesantissima che va ad aggiungersi ad un'altrettanto disperata situazione del club, per il quale la procura di Messina ha inoltrato istanza di fallimento con udienza fissata al 10 giugno. L'ACR Messina non ha presentato alcuna memoria difensiva per quanto riguarda le altre squadre del girone C. Il tribunale invece ha accolto la richiesta dei legali del Foggia e rinviato la decisione al 19 giugno. Sanzione pesante anche per il Trapani. Per il caso della cessione dei crediti d'imposta alla società Granata sono stati inflitti 8 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva. Contestualmente sono stati comminati 6 mesi di inibizione a Valerio Antonini, amministratore unico del club, e al procuratore Vito Giacalone. Il verdetto, che arriva al termine dell'udienza del Tribunale Nazionale Federale, segna il primo pronunciamento ufficiale della giustizia sportiva sulla vicenda delle compensazioni fiscali irregolari, che ha coinvolto anche il Brescia, penalizzato e retrocesso alla Serie B e alla Serie C, e che ha già travolto anche i Trapani Shark nel mondo del basket. E stasera proprio l'esordio della Trapani Shark nelle semifinali playoff per l'accesso alla finale scudetto. Sentiamo Franco Camarasana. Per un posto nella storia, la Trapani Shark all'esordio stasera nella gara 1 della semifinale playoff del campionato di A1. In palio il biglietto per la finale per lo scudetto 2025 di pallacanestro. In un Palashark che si preannuncia bollente, la squadra siciliana dovrà vedersela con la Germani Brescia, che nei quarti ha avuto la meglio sulla pallacanestro Trieste. Si giocherà al meglio delle 5 partite, gara 2 domenica sempre a Trapani, gara 3 mercoledì a Brescia. Partita quella di stasera dall'esito incerto fra due protagoniste del campionato di A1. Brescia può contare su una maggiore esperienza di playoff. Trapani però, da neopromossa, ha sorpreso tutti, addetti ai lavori e non. Vuol stupire ancora. Dovesse andare in finale, giocherebbe contro Armani Milano o Virtus Bologna, ma quella è storia ancora da venire. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso alla rassegna stampa. L'informazione torna come sempre alle 14. A tutti una buona giornata.